È stata strangolata con il cavo del lettore DVD, poi soffocata con un fazzoletto imbevuto di candeggina. Così è morta Vanessa Scialfa, una morte orribile, quella della ventenne di Enna, uccisa dal convivente di 15 anni più grande di lei, Francesco Mario Lopresti, che all'alba di oggi è stato rinchiuso nel carcere di Enna con l'accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Sembra che l'uomo avesse assunto cocaina, ma si attende l'esito delle analisi per accertare la presenza di stupefacenti o alcol nel sangue di Lopresti. Quella di Lopresti è stata una lunga e dettagliata confessione, giunta al termine di un interrogatorio durato per alcune ore. La furia omicida sarebbe stata scatenata dal convincimento che la ragazza in un momento di intimità avesse pronunciato il nome dell'ex fidanzato. Lopresti avrebbe cominciato ad inveire, Vanessa si sarebbe alzata dal letto e si sarebbe vestita, forse con l'intenzione di andare via da casa. A questo punto Lopresti, come ha raccontato egli stesso ai poliziotti, avrebbe assunto la cocaina e, vedendo la compagna che stava per uscire, avrebbe strappato i cavi del lettore DVD e l'avrebbe strangolata, annodandole i fili al collo e spingendola sul letto. Era il primo pomeriggio del 24 aprile, lo stesso giorno in cui il padre di Vanessa ne aveva denunciato la scomparsa alla polizia e aveva lanciato un appello su Facebook per le ricerche. L'imputazione è un omicidio pluriaggravato da motivi abbietti e futili e dall'uso di una sostanza benefica quale può essere considerata la soda caustica, che è stata impiegata nella fase terminale dell'omicidio, che è avvenuto mediante strangolamento della vittima e poi nella fase terminale, quando la vittima ancora non aveva ancora esalato l'ultimo respiro e quindi ancora respirava in maniera affannosa, con l'impiego di un soda caustica, un fazzoletto imbevuto di questa sostanza.